No al razzismo, no all'odio, no all'omofobia, no alla xenofobia, no ai porti chiusi e no all'emigrazione dei giovani siciliani in cerca di lavoro. Questi i temi della manifestazione delle sardine in piazza Marconi ad Agrigento, dove si sono radunati tanti giovani sostenuti da alcuni meno giovani per un totale di circa 250 persone. Un numero non esorbitante, fortemente criticato sui social, la cui risposta netta delle sardine agrigentine è stata: noi ci abbiamo messo la faccia. Le sardine approdano anche ad Agrigento. Per quale motivo si è deciso di organizzare questa manifestazione e quindi aderire a questo movimento che si sta espandendo in tutta l'Italia? Le sardine ad Agrigento chiedono qualcosa di specifico. Noi siamo la provincia che ogni anno vede scomparire praticamente un paese, 27.000 persone ogni anno vanno via. Le sardine chiedono alla politica di smetterla con la propaganda e parlare dei problemi reali, dei problemi delle persone. Per questo le sardine sono ad Agrigento e non se ne andranno da Agrigento. Siamo qui perché vogliamo combattere questo odio, questo capro espiatorio verso delle persone che provengono dal nulla, vengono qua a cercare lavoro ma ci vengono perché là non hanno nulla e vengono usate come capro espiatorio per una politica becera che non rappresenta per nulla quello che siamo in realtà noi italiani, perché noi siamo un popolo accogliente, soprattutto la Sicilia, e siamo qui perché vogliamo dare un cambiamento. Siamo stufi di vedere giovani che non lavorano e che sono costretti a scappare all'estero. Il primo io che sono disoccupato, ahimè, vedo la possibilità di andare via. Alle istituzioni chiediamo che dentro le scuole venga attenzionata di più l'educazione civica, anche parlare della Costituzione, perché purtroppo è molto lasciata a desiderare, non se ne parla quasi mai, e anche che facciano dei seminari, sempre parlando di politica, così dando allo studente la libertà tramite le sue idee di crearsi la sua mentalità politica per poi essere una persona matura per andare poi a votare quando avrà 18 anni. Non vergognatevi, ditelo e non vi spaventate del giudizio degli altri e amate chi volete perché l'amore non conosce differenza. Grazie a tutti.